Appuntamenti di venerdì 8 agosto. Dalle 9:30 alle 20 all'Oratorio dei Filippini di Chiavari c'è l'esposizione di abbigliamento recuperato dal guardaroba cittadino, tesori di scarto, offerte per sostenere le attività della Caritas diocesana. In occasione dei 150 anni della Filarmonica di Sestri Levante c'è il concerto con il duo di clarinetti e il quartetto di sassofoni all'ex convento dell'Annunziata all'inizio alle 17:30. A bordo della nave Goletta Verde di Legambiente in porto a Santa Margherita Ligure c'è l'incontro talk sulla depurazione delle acque nel Tigullio, l'inizio alle 17:30. Il Lab Ter Tigullio organizza un'escursione guidata aspettando la notte di San Lorenzo dalle 17:45 a Santa Margherita di Fossalupata di Sestri Levante a San Lorenzo di Verici a Casalza Ligure. Il Consorzio Centro Storico Artigiani e Commercianti di Lavagna organizza Medioevo con Gusto, un viaggio nel tempo attraverso cibo, spettacoli e musica dalle 19 nel centro storico. Nello spazio aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure, Fabio Zuffanti e Graziano Nardini presentano Sacre Sinfonie e Battiato, tutta la storia, all'inizio alle 19. Serata di musica Rezzoaglio, dalle 20 la band Ritmo Italiano, dalle 21:30 la tribute band di Vasco Rossi, Vasco Terapia e infine dalle 23:30 DJ Achi Reggiano. Dalle 20 il lungomare di Rapallo sarà chiuso al traffico e ospiterà la musica per bambini di Beam Boom One Cartoons e Music in the Fog. Settima edizione di Sprizziamo Cultura, Villa Sottanis di Casalza Ligure, alle 20:30 Stefano Gallardini presenta il suo libro È atroce la luce. Fantasmi e leggende a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, una visita suggestiva all'interno del complesso, l'inizio alle 20:45. Nel chiostro del Museo Diocesano di Brugnato c'è il concerto del Memoriam String Quartet, inizio alle 21. L'appuntamento fa parte del Festival Paganiniano di Carro. A Pezzonasca di Moconesi c'è la festa della Madonna dei Fiori, alle 21 musica con l'orchestra Anna Maria Allegretti. Cinema sotto le stelle al Parco Tigullio di Lavagna, alle 21 proiezione di Bianche Berni. Serata danzante con Magnoli Band a cura dell'Associazione Amici del Parco, dalle 21 al Parco Bruno Monti di Sestri Levante. All'interno della rassegna aperto per ferie c'è lo spettacolo Sabbia, Sale e Sole a cura di Natalino Dazzi e Roberto Montanari, alle 21 all'Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante. Nella sala polivalente di Riva Trigoso a Sestri Levante, Ferdinando Salamino presenta il suo libro Identità negate, l'inizio alle 21. Favolosa Fontana Buona è la lettura scenica a cura di Federico Luciani che andrà in scena al Giardino del Lascito Cuneo di Calvari a San Colombano Certenoli, l'inizio alle 21:15. Per Chiavari in Jazz, l'Ivan Farmakovsky Trio incontra Roberto Bonisolo alle 21:30 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Sul lungomare Bettolo di Recco c'è l'incontro Around the World, viaggio acustico tra gli stili del mondo, l'inizio alle 21:30. Per la rassegna sotto il campanile, Jacopo Rampini parla del suo romanzo Il gioco del potere, scritta a quattro mani con il padre Federico, alle 21:30 nel giardino della parrocchia di San Michele di Pagana a Rapallo. Dalle 22 in Baia del Silenzio a Sestri Levante c'è la Silent Disco, evento a cura di Mojotic.